Ciao, oggi preparo dei dolcetti alle noci e amarena, sono veramente deliziosi. Gli ingredienti che mi occorrono per il ripieno: 300 g di farina di noci, 200 g di zucchero, un mezzo bicchierino di maraschino, scorza grattugiata circa 2 cucchiaini e secca di arancia, un uovo intero e poi le amarene, quelle sciropatte. Dopodiché per il ripieno farina granito sardo, strutto un bel cucchiaio pieno e acqua tiepida quanto basta. L'impasto non deve venire troppo morbido. Vado a versare subito lo strutto nella farina e aggiungo un po' di acqua tiepida e comincio a impastare. Quando abbiamo impastato bene, questo è l'impasto pronto. Quindi lo vado a mettere dentro un sacchetto da congelatore, lo lasciamo riposare, così nel frattempo posso preparare il ripieno. Quindi nella ciotola con la farina di noci verso lo zucchero e do prima una mescolata a questi due ingredienti, anche la scorza d'arancia secca. Sbatto leggermente l'uovo e lo vado a unire e aggiungo anche il bicchierino di liquore e incomincio a impastare con le mani. Prendo un pezzetto di ripieno grande circa quanto un guelfo, quando andiamo a fare i guelfos, leggermente più grandetto del guelfos. Faccio una pallina e la vado a schiacciare, schiaccio bene, prendo una amarena sciropata e vado a richiudere. E a riformare la pallina. E la vado a sistemare su un foglio di carta forno, in modo che così si assesta e si asciuga leggermente. Preparate le palline di noci e amarena, con l'amarena dentro vado a preparare la sfoglia. Ho tagliato dei cerchi con questo coppapasta di circa 4 cm e mezzo e ho iniziato a realizzare i miei dolcetti così. Devono risultare così. Prendo una pallina, la sistemo su un cerchietto, vado a schiacciare leggermente, vado a prendere un altro cerchietto e glielo sistemo sopra, schiaccio ancora un po' e vado a prenderlo e a dargli una bella forma che deve rimanere tonda. Deve avere poi il dolcetto un'altezza, uno spessore di circa 1,5 cm, 2. Non devono essere troppo bassi, devono rimanere belli altini e li vado a sistemare sulla carta forno. Adesso con un coppapasta più piccolino e ondulato vado a ritagliare ancora dei cerchietti.
così, devono essere un po' più piccoli, di almeno 1 centimetro circa. Con i cerchietti più piccolini vado a bagnare un attimino con l'acqua la pasta, sia sotto che sopra, perché la devo far aderire al dolcetto e glielo vado a sistemare sopra. Ho trasferito i dolcetti di noci amarene sulla teglia del forno e li porto a cuocere a forno preriscaldato 150-160 gradi, poi controllate perché la sfoglia non deve cambiare colore. Dovranno cuocere per circa 10 minuti, un quarto d'ora. Dopo 10 minuti i dolcetti alle noci sono pronti, spengo il forno e li lascio raffreddare. Quando i dolcetti noci amarene sono pronti, sono freddi, eccoli qua, sono carinissimi. La sfoglia è bella dura, solida ed è rimasta bianchissima. Preparo una glassa per una decorazione finale che non è necessaria, ma a me piace tantissimo decorare, quindi faccio una decorazione veloce con un albume di uovo piccolo, mi raccomando uova fresche, dopodiché 200 g di zucchero a velo e un cucchiaino di succo di limone filtrato. Vado a versare nell'albume il succo di limone e verso l'albume nello zucchero stavolta, perché ho scelto delle ciotoline piuttosto piccoline, e vado a montare il tutto. Come faccio sempre quando preparo la ghiaccia, la metto in una sacca da pasticceria insieme a un beccuccio piccolo piccolo, quelli proprio appositi per decorazioni. Adesso iniziamo pure. Vado a prendere un dolcetto e vado a fargli qualche piccola decorazione. I miei dolcetti noci amarene sono pronti, eleganti e molto buoni. Se questo video vi è piaciuto mettete un pollice in su, iscrivetevi e condividete il più possibile con i vostri amici, così mi aiuterete a far crescere questo canale. Attivate anche la campanella affinché vi arrivi la notifica quando avrò caricato un nuovo video.